Se si vogliono passare delle belle vacanze natalizie bisognerà dare tutto perché dipende da qui, amici di Sportisti. Ciao da Salvo Geraci, benvenuti al comunale di Marineo, provincia di Palermo e città di Casteldaccia Villarosa. Siamo nella 13ª giornata del girone B di promozione siciliana. La classifica non è cortissima ma neanche lunghissima, a 12 punti, oltre che a Castelluccese e Lascari Cefaluci sono sia il Città di Casteldaccia sia il Villarosa che si affrontano in questo scontro diretto molto interessante. Prima della pausa entrambe vogliono tornare a vincere. I Granata sono reduci dal 4-0 subito contro l'Aspra, i biancazzurri 4 gol invece ne hanno segnati, ma ne hanno presi 5 addirittura dalla super giovane Castelbuono con l'etichetta di peggior difesa. E occhio, perché contemporaneamente si giocano anche Castelluccese San Fratello e Mistretta Lascari Cefalù. Sarà un pomeriggio da seguire. Prima il minuto di silenzio per ricordare Sinisa Mihajlovic. L'ho detto io, te l'ho detto subito. Ma è stato una ginocchiata? No, non l'avevo pensato. Pensavo che era arrivato No, volontariamente, tipo. appunto soccorso ci sei andato. Quando è così subito. Tempo fa per andare a un soccorso, Giovanni sarebbe il secondo portiere questa sera. Si è dovuto operare alla gravina, alla qua, perché praticamente buttando si sono buttati, che ha preso che detto il palo. Dopo 2 giorni dal pronto soccorso, e non gli ha detto che non è successo nulla. Ha fatto una nuova. Un uomo di valori sia sportivi che umani, Sinisa Mihajlovic, lo ricorderemo per sempre. Le due formazioni di Città di Casteldaccia e Villarosa. Granata oggi in maglia nera e pantaloncini neri con il 3-5-2 di Francesco Grimaudo. Due novità rispetto alla sconfitta contro l'Aspra: c'è Macaluso in porta, Sebastiano Alfano, Gio e Vincenzo Alfano arretrato in difesa sulla linea appunto dei difensori a centrocampo. Fernandez a destra, torna titolare Varvarà a sinistra, in mezzo Gelfo, Ferrara e Vultaggio. La coppia d'attacco è formata da Domenico Schiavo alla prima da titolare, alla seconda presenza, e poi Gnoffo e il suo partner d'attacco. Risponde invece il Villarosa di Mario Folisi, 3-4-1-2, 3 cambi rispetto al 5-4 subito per mano della super giovane. Pesce in porta, Alessio Folisi, Di Blasi e Lombardo in difesa, lui che è tornato dopo 2 giornate di squalifica. Centrocampo Bangura, Bagi, Camara e Mardi. Sulla tre quarti Cimino, alle spalle di Vicari e Zongotinga. Le novità sono Alessio Folisi nella sfida contro la super giovane, oggi alla seconda presenza. Come detto Lombardo, in avanti Luca Vicari che torna titolare, così come Camara a centrocampo. È iniziato il match già da una quarantina di secondi. Sarà molto interessante vedere chi la spunterà alla fine. Villarosa ovviamente in maglia bianca e pantaloncini azzurri. E calcio d'angolo per il Città di Casteldaccia. Alla battuta va Salvatore Gelfo, classe 2002. Pallone messo in mezzo, colpo di testa che c'è, lieve a levare via. Allora Zongotinga si fa vedere Bangura in profondità, cerca il passaggio verso l'interno, guadagna la deviazione, sì, è calcio d'angolo per il Villarosa. Subito indicazioni dalla panchina del Città di Casteldaccia.
angolo anche per il Villarosa. Alla battuta Youssef Mardi. Tanto movimento al limite, parte la gittata di Mardi, libera il città di Casteldaccia, prova ad alzarla Abdou Bangura, subisce però fallo il giocatore del Villarosa, squadra che oggi ha tantissime assenze, principalmente la squalifica di Lodico, preso un rosso nella finale contro la Super Giovane. Mancano elementi come Cocimano, Rapé e il capitano Ferrara, oltre che a Cordaro. Diverse assenze anche nelle città di Casteldaccia, soprattutto in difesa, con Di Benedetto out assieme a Petruzzelli, Tragna e Catanzaro. La battuta dalla distanza, pallone che non esce di moltissimo, ci ha provato in questo modo Simone Lombardo. Fernandez, bel lancio, Lombardo di testa, Camara, Mardi, avanti il Villarosa con Baggi, c'è il recupero tra le linee, la sponda di Gnoffo, molto buona, Ferrara, pallone in profondità, respinge Mardi, si alzano i ritmi, ancora Ferrara, l'anticipo di Mardi e il passaggio verso l'interno per Moussa Baggi, Bangura ce la fa proteggere ad esterno, stava arrivando a Cimino. Gnoffo, protezione, non vince però il duello con Baggi. Cimino, anche lui si gira bene, guadagna il rimpallo, sì, poi Camarà non l'aggancia, allora riparte le città di Casteldaccia, pallone in profondità, fuori gioco per Domenico Schiavo, uno dei nuovi innesti della squadra di Grimaudo, è entrato nel finale contro l'Aspra, oggi debutta dal primo minuto, lui che è classe 2005, giovane così come tantissimi suoi compagni che fanno parte della formazione juniores. Ancora non c'è stata la prima vera occasione della partita, però c'è tanto equilibrio, così come tanta lotta, lo dimostra il fallo commesso da Camara, punizione per il città di Casteldaccia. La battuta affidata a Cristian Ferrara, pallone a mezza altezza, preso senza toccarla con il braccio da parte di Camara, corre Vicari ad inseguire il pallone Macaluso, gestione proprio davanti l'attaccante del Villarosa, colpo di testa di Vincenzo Alfano, Gnoffo e sua, cade giù, altro calcio di punizione guadagnato dalla squadra di casa, subito battuto, ma si deve aspettare un attimo perché c'è anche Baggi a terra. Nel frattempo stanno iniziando anche le altre partite del pomeriggio, due sfide importanti in chiave salvezza, Castelluccese San Fratello e Mistretta Lascari Cefalù. È iniziata anche Super Giovane Castelbuono Pro Falcone. Ieri le vittorie di prima e seconda, ovvero Geraci e Aspra, rispettivamente in casa della Gorgonia Delia e della Sant'Angelese. Intervento regolare con il città di Casteldaccia che pian pianino tiene il pallone di più rispetto agli avversari. Gelfo, Fernandez, cross profondo, Pesce.
la proposta di Salvatore Fernandez. C'è stata però l'uscita da parte di Pesce, titolare nell'ultimo periodo nella porta del Villarosa, anche se la società ha preso un nuovo portiere. Si tratta di Di Marco, che siede in panchina. Spazio però ancora per Pesce. Zongotinga si scontra e guadagna la punizione, inserito tra 2-3 avversari. Gustavo Zongotinga, doppietta contro la super giovane, la prima stagionale. Impatto quest'anno non semplice con il campionato di promozione, dato che l'anno scorso ha segnato tanti gol a Branciforti in prima categoria. Barriera 3 per il Città di Casteldaccia. Alla battuta c'è Vagi. Babagi a giro verso la porta, c'è la deviazione vincente, il vantaggio del Villarosa, la traiettoria di Moussa Bagi, 1-0. Pallone che ha girato tanto, ha colpito sia la traversa sia Macaluso. Il vantaggio degli ennesi. Il primo gol con la maglia bianca-azzurra di Moussa Bagi. Alla prima vera occasione si sblocca la partita. Schiavo contro Di Blasi, la rimessa è per i palermitani. Le giocate provate da Voltaggio non hanno effetto nella manovra della Città di Castellaccia. Allora Cimino in verticale lungo la fascia per Vicari. Ancora Cimino fermato in scivolata. Molto bene da Ferrara, che non è un mediano puro, è più un interno di centrocampo, schierato spesso da Grimaudo in questo ruolo. Pallone lungo a cercare uno tra Gnoffo e Schiavo. Bagi, nessuno va a correre. Infatti poi Zongotinga va a dire qualcosa al compagno. Sponda lieve di Gnoffo. Va il pallone, Schiavo fuori gioco. Si è trovato davanti a Pesce, ma oltre la linea dei difensori. Intanto Grimaudo è particolarmente arrabbiato con Macaluso, il proprio portiere, in occasione del gol subito, dato che Macaluso l'aveva toccata. La spallata di Voltaggio poi complicata per Varvarà. E allora rimessa per Alessio Folisi. C'è però Schiavo a far ripartire l'azione per il Città di Casteldaccia. Lancio lungo di Vincenzo Alfano, risponde Di Blasi per Bangura, che protegge con il fisico. Lascia tutto a Camarà, Lombardo. Mardi di prima per Vicari,
con la finta poi va avanti, ancora Vicari, entra in area, cerca di metterla in mezzo, bassa deviazione di Sebastiano Alfano, calcio d'angolo per il Villarosa. Il Città di Casteldacci aveva aumentato la propria percentuale di possesso palla fino al gol subito, adesso è il Villarosa a restare in proiezione offensiva. La battuta di Mardi, secondo palo, cerca di staccare Vagi, l'aggancio di Ferrara con l'esterno, prova a far correre i compagni con Vincenzo Alfano. Quel pallone è stato spazzato oltre l'impianto sportivo. Fernandez, la girata di Gelfo, ma niente da fare. Mardi, Camara, nuovamente per Youssef Mardi. Passaggio però sbagliato, allora c'è il recupero di Umberto Voltaggio, verticalizzazione scivolata di Blasi. C'era Schiavo che stava andando a prendere quel pallone, ha messo fuori il classe 99 del Villarosa. Parte la battuta, colpo di testa, in mischia questo pallone rimane. Il tentativo di Sebastiano Alfano. Lombardo, l'alza Mardi davanti Gnoffo. Camara gira verso la zona di Alessio Folisi. Zongo tinga di testa, non c'è la sponda. Sbaglia il servizio Fernandez. Cimino in mezzo a due, l'ex Acragas, si continua per il vantaggio. Vicari, zona bandierina, l'ultimo tocco è di Fernandez. Bangura, pallone dietro per Lombardo, alla cross verso il secondo palo lunghissimo, impossibile da prendere per Cimino. Occhio alla gestione di Gio, palla al piede davanti alla propria porta. Fernandez, Città di Casteldacci in difficoltà in fase di impostazione. Mardi, Camara in anticipo su Schiavo. Bangura preferisce ritornare da Alessio Polisi, attacco di Voltaggio, fine a se stesso, lancio lungo, colpo di testa di Fernandez, pallone verso Gelfo, recupera però Bagi. Bangura, Mardi, la triangolazione, contatto con la palla, in realtà secondo l'arbitro è fallo. L'arbitro dice fidati, prima ha preso la gamba. Stavolta la punizione è affidata a Mardi, battuta a rientrare. Pallone adesso di Camara, in uscita direttamente Vincenzo Alfano.
fallo però su di lui. Va Salvatore Gio, il capitano del città di Casteldaccia, per il vice Sebastiano Alfano. Fernandez in mezzo a due, altro fischio, punizione stavolta per la squadra di casa. Gioco molto spezzettato. Due in barriera per il Villarosa. Alla battuta invece c'è Gelfo. È pronto a saltare Sebastiano Alfano in mezzo. Va Gelfo, basso verso il primo palo, anticipato pesce da Lombardo. Gnoffo cade, ancora Sebastiano Alfano in mezzo con Gio che stava preservando il pallone. L'alzata di Cimino, colpo di testa di Varvarà. Probabile tocco col braccio, sì, confermato da parte di Sebastiano Alfano. Punizione Villarosa. Alessio Folisi al limite, libera Sebastiano Alfano, e allora corre il città di Casteldaccia con Gelfo. C'è un po' di spazio, poi con l'esterno non trova Schiavo, che era andato più in avanti rispetto alla traiettoria del pallone. Tanto c'è il vantaggio della Pro Falcone in casa della Super Giovane Castelbuono. Il gol di recupero. Occhio che la Super Giovane è imbattibile in casa. Bagi, Bangura la gira per Zongotinga, calcia col sinistro. Pallone oltre la traversa. Azione leggermente forzata, il Villarosa comunque è riuscito ad andare alla conclusione. Sono rimasti a terra due giocatori, si era alzato adesso Vincenzo Alfano, mentre resta giù Bagi, l'autore del gol su calcio di punizione. Si chiede l'intervento della panchina. Per Moussa Bagi. Senegalese, classe 2003. Lo scorso anno il salto in eccellenza con la Leonfortese. Titolare nello scacchiere di Mario Folisi. Non ci sono tantissimi centrocampisti in panchina, uno di questi potrebbe essere Oliveri in una ipotetica sostituzione. C'è anche Dabo. Vedremo se resisterà Bagi. Zoppica leggermente, ma non sembra essere nulla di grave. Giustamente deve uscire per qualche secondo. Si riparte da Macaluso.
Molto lungo il rinvio del portiere classe 2001. Rientra Bagi, Villarosa nuovamente in 11, sponda per se stesso quella di Zongotinga. Camara lascia a Bangura. Bagi, morbido verso Zongotinga, colpo di testa all'indietro rischioso di Gio, che ha messo un po' i brividi al proprio portiere. Camara, l'anticipo sponda di Zongotinga, Bangura di prima, gioca il Villarosa, Cimino si ferma, trova la deviazione su Vincenzo Alfano, calcio d'angolo per la squadra ospite. Va Alessio Folisi a battere. Va Folisi più sul primo palo, colpo di testa di Fernandez. La lascia andare Zongotinga. Lombardo. Profondo, corre Zongotinga. Area di rigore, lato corto, si accentra Zongotinga sul primo palo, respinta subito. La sua conclusione è un dato di potenza. Come al solito Livoriano, poi il fallo su Gnoffo. Ha segnato nell'ultima qui in casa contro la capolista Geraci, fu il gol del momentaneo 1-1. Poi la città di Casteldaccia ha subito la rete di Serio. Quello lì di fatto è stato l'ultimo gol in campionato segnato dal Casteldaccia. Intanto c'è il vantaggio delle Lascari Cefalù, 1-0 il gol di Fazio. Si sblocca dunque la sfida delle Lentini a Mistretta. Anche la squadra di Claudio Grimaudo sale momentaneamente a 15 punti, così come il Villarosa. Entrambe le squadre si proiettano nella parte sinistra della classifica, ma ancora manca tantissimo da giocare. Punizione, c'è Lombardo che gira tutto da Alessio Folisi. Pallone lungo verso Luca Vicari. Vantaggio anche della Castelluccese sul San Fratello, 1-0 il gol di Salerno su calcio di rigore. Lui che contro il Villarosa ne ha fatti 4 nella scorsa trasferta degli ennesi. Lancio lungo di Lombardo, la prende Macaluso. Gelfo, Ferrara. Dall'altro lato sale in città di Casteldaccia, ci provano sia Bangura che Bagi a recuperare il possesso, poi Ferrara per Varvara. Lancio profondo verso Gelfo, corre dall'altro lato Fernandez, libera l'area Lombardo, c'era Gnoffo, in realtà non Gelfo. Lancio lungo con il pallone che è stato al limite della linea del fallo laterale, tutto ok per l'arbitro. La città di Casteldaccia va in profondità con l'aggancio di Voltaggio in posizione regolare. Il centrocampista del Casteldaccia sembrava all'inizio impossibile l'aggancio, poi ci è riuscito Umberto Voltaggio. Schiavo, pallone in mezzo, c'è spazio per calciare, niente da fare per Varvara che ha pensato di più a conquistare il calcio di rigore.
minuto d'attacco del Città di Casteldaccia. Dopo una maggiore confidenza del Villarosa con il campo, va avanti Fernandez, superando così l'avversario, mette il cross in mezzo, c'è il tiro al volo! Che gol di Voltaggio! Il pareggio del Città di Casteldaccia con il classe 2003, 1-1. Grande coordinazione di Voltaggio che al 28esimo rimette tutto in equilibrio. Bravo, 11, bravo! Al primo tiro in porta dei palermitani, il gol di Voltaggio. Ha fatto un gol bellissimo, però dove c'ho tirato? Adesso vedremo come reagirà il Villarosa. Vai ragazzi! Che stava prendendo campo dopo il gol del vantaggio. Ha alzato i ritmi invece il Città di Casteldaccia Vai, non mollare! Vai! da poco fa. Gnoffo voleva ridarla a Gelfo. Adesso Camara subito verso Zongotinga. Vai! Stop a seguire poi Bagi, l'attacco su Ferrara che cerca di proteggere, ancora con il fisico si aiuta il tacco dietro, un passaggio però per Bangura, insiste Ferrara, Cimino verso Vicari, la presa di Gio. Lombardo, Ha tirato! regolare sì, su Gnoffo, poi la lotta continua con Lombardo che finisce per cadere, sale Fernandez, stava arrivando il pallone dalle parti di Gelfo, la partita si fa bella. Gelfo in area, stava cercando il passaggio al volo verso il cuore dell'area, fermato alla fine da Ibrahima Camara. Gio sale il palla a piede, calcia da fuori Pesce. Ci ha voluto provare il centrale. Zongotinga regolare secondo l'arbitro su Vincenzo Alfano. Tanti passaggi sbagliati, non c'è un vero proprietario del pallone, verticalizzazione, Gnoffo, fuori gioco. Si è alzata la bandierina del guardalinee. Oggi l'arbitro è Vincenzo Braschi di Trapani, assistito da Luigi Ditta di Marsala e Daniele Butticè, anche lui di Trapani. Segnano, questo non era fuori gioco. Cimino vede Vicari che corre, si inserisce Cimino che è abbastanza solo in area, ricerca il cross in mezzo, rischia tantissimo Gio, poi spazza il pallone in fallo laterale, non poteva fare altrimenti, se no poteva concedere il calcio d'angolo, è andato per il rischio minore. Alessio Folisi, il pallone in mezzo, va a spazzare Gio, Gnoffo va a cadere, anche in questo caso non c'è nessun calcio di punizione. Di Blasi dall'altro lato Vicari, è però pressato, serve dietro Mardi, alza troppo il sinistro. Il pareggio della super giovane Castelbuono, segnato Di Salvo su calcio di rigore, 1-1 con la Pro Falcone Alfailla. Bangura sale un po', Cimino di prima, Bagi, Bangura
verso il lato opposto. Vicari insegue l'anticipo molto buono da parte di Fernandez verso Schiavo contro Di Blasi. Schiavo stava andando al tiro al volo, poi Di Blasi lo butta praticamente fuori dall'area del pallone. Cercato Gnoffo, lo ferma Alessio Polisi all'ultimo, allunga la gamba e concede il corner alla città di Casteldaccia. Gnoffo era preparatissimo al tiro, mentre il giocatore del Villarosa ha coperto. Parte Gelfo, colpo di testa di Voltaggio, largo. Grimaudo applaude l'atteggiamento dei suoi. Non c'è però una vera e propria squadra che domina. Sponda di Bagi, Vicari aggancia con il tacco, Fernandez ferma tutto, cade, si rialza Bagi in mezzo, Zongotinga, qui c'è il calcio di punizione. Gio va a parlare con l'arbitro. Nel frattempo, nella difesa del Villarosa, Di Blasi va a dire qualcosa al proprio reparto difensivo, non contento di alcune situazioni. Qui c'è la punizione, occhio perché la mattonella è quella del momentaneo 0-1 di Bagi, infatti proprio lui va a tirare, invece no, va Lombardo, calcia lui sempre a giro sulla traversa, ancora Macaluso, non è entrata questa volta, come in occasione dello 0-1 si stava verificando la stessa cosa con il tocco del portiere, la traversa e il gol a un passo. Villarosa che ha colto di sorpresa perché sembrava calciare Bagi, in realtà è andato Lombardo, corre Vicari, ferma tutto Gio, la mantiene in campo, no, c'è calcio d'angolo. Non è bastato il sacrificio di Salvatore Gio. Va Mardi. Tutti in mezzo. Pallone prolungato, Zongotinga si abbassa anche con il corpo, Zongotinga potente, Macaluso risponde alla conclusione dell'attaccante della Villarosa, ma c'è enorme spazio per Ferrara e da solo può andare al tiro. Ferrara si trova davanti a Alessio Polisi, Ferrara cade, tutto ok secondo l'arbitro. Mardi supera Voltaggio, Villarosa se la cava in questo modo. Un'altra volta determinante Alessio Polisi. Bangura sale, c'è l'intervento da parte di Sebastiano Alfano. L'1-2 con Fernandez, Alfano in profondità verso Voltaggio contro Lombardo, si aggrappa Voltaggio l'avversario. La rimessa è del Villarosa. Mardi, Bangura, arbitro però fischia perché c'è Bagi nuovamente a terra. E si va con il cambio perché è la seconda volta che Bagi si deve fermare, deve dare forfait l'autore del momentaneo 0-1 su punizione.
Entra al suo posto Allegra. Tenuto in panchina da 3 partite da parte di Folisi. Oggi ritorna a giocare. Dunque fuori Bagi. Al suo posto Ersilio Allegra. Lui che è un terzino sinistro, da capire la sua posizione. Si piazza sul centro-sinistra della difesa. Si è alzato Mardi. Qui c'è la punizione. Il fallo su Cimino. Intanto Allegra cerca di saltare, dato che è entrato praticamente a freddo. Mardi non ce la fa con il colpo di testa. Prima di lui Fernandez. Allegra, il primo intervento è buono, appena entrato in campo. Gelfo, deviazione sul passaggio. Cegnoffo mette fuori Lombardo. In un modo efficace. Fernandez verso Gnofo. La protezione del pallone. Allegra si attacca all'avversario. La punizione però è del Villarosa. Gnofo incredulo, infatti va a parlare anche con l'assistente. L'arbitro poi lo richiama. Non ci crede Domenico Gnofo. Sponda di Lombardo. Corrono sia Cimino che Zongotinga. Ci pensa Varvarà. Il pallone tocca la bandierina e calcio d'angolo. Pallone spazzato per difendere, ma con precisione. Allora angolo per il Villarosa. C'è Leandro Cimino. Chiama lo schema. Va Cimino, secondo palo di Blasi. Pallone fuori. A un passo dal 2-1 di testa Vincenzo Di Blasi. Cinque al termine del primo tempo. Prima Bagi, che poi ha dovuto lasciare il campo per infortunio. Il pareggio di Vultaggio. Un gran gol da centrocampo. Gnofo non la prende di testa. C'è Lombardo al suo posto. Alessio Folisi. Adesso Bangura verso la zona di Mardi. Vicari. Mardi. Spalla alla porta, si deve girare. Camarà. Zongotinga. Dal limite insiste Zongotinga contro l'attacco di Vincenzo Alfano. Vince il duello l'attaccante del Villarosa. Azione che però poi va a sfumare. Alessio Folisi in chiusura. Camara di testa, schiaccia per Cimino. Evita così Ferrara, ancora Cimino. L'intervento di Giglio. Il pallone passa però 3 contro 2. Si muove Vicari. Pallone per Zongotinga.
spara da posizione buona. Grossa occasione per il Villarosa. Opportunità per gli ennesi. Gio con il brivido. Gelfo. Profondo. Corre Varvara. Si inserisce Gnoffo. Varvara. La giocata. Ad allungarsi il pallone. Gio. Forse con il braccio. Si continua. Cimino va avanti. Va a superare così Vincenzo Alfano. Ancora Cimino. Tenta il doppio passo. Poi cerca di rientrare. C'è anche Bangura in zona. L'anticipo di Gelfo. Altro colpo di testa di Gio. Varvara in anticipo su Bangura. Esce Voltaggio alla fine. Fernandez, tunnel su Camarà. C'è Allegra, Mardi, Camarà, Bangura. Fisico contro fisico assieme a Gelfo. Si lotta tantissimo. Allegra spazza fuori. Lombardo dice al suo Villarosa: siamo poco cattivi. Arbitro! Nel frattempo la discussione al limite dell'area con Lombardo e Gnoffo. Si può andare con la rimessa di Fernandez. Gnoffo che voleva il calcio d'angolo. Soltanto rimessa dal fondo per Filippo Pesce. Vedremo quanto tempo di recupero ci sarà per questo primo tempo. Nel frattempo Gnoffo e Lombardo continuano a parlare. Schiavo fermato da Bangura, che poi effettua una Veronica quando non ce n'era bisogno. È stato fischiato però fallo. L'arbitro va a parlare con Grimaudo, allenatore della città di Casteldaccia. Due di recupero. Punizione Villarosa con la battuta affidata a Di Blasi. Ammoniti Gnoffo e Lombardo. L'arbitro non ne ha potuto più e c'è stata la dichiarazione dalla panchina della città di Casteldaccia da parte del presidente Sebastiano Benforte. Ha fatto bene. Cimino giù, regolare, Gelfo largo, riparte Fernandez, ha un po' più di spazio per avanzare, sterza, ha davanti Bangura. Allegra, non perfetto il passaggio su Bangura, che se la cava comunque, poi finisce giù dopo l'intervento da parte di Gelfo. Punizione per il Villarosa, fair play da parte di Salvatore Gelfo. Proposta lunga, quella voluta da Lombardo. Varie chiamate, Zongotinga non può girarsi. Cimino rientra a giro con il sinistro. La presa di Macaluso. L'arbitro però fischia la fine del primo tempo, 1-1.
bello combattuto tra Città di Casteldaccia e Villarosa, aperto le marcature Bagì al nono, poi si è fatto male il centrocampista del Villarosa, lo ha sostituito Allegra, c'è stato il pareggio, il grande pareggio di Voltaggio da fuori area, bel tiro che ha rimesso tutto in equilibrio, più occasioni per il Villarosa, Città di Casteldaccia più cinico, Villarosa che poteva andare sul 2-1 sia con Di Blasi di testa su azione d'angolo, sia con Zongotinga che però ha sparato da buona posizione all'interno dell'area. Si continua a parlare con l'arbitro. Gioco molto spezzettato con il Città di Casteldaccia che ha lamentato le decisioni arbitrali. Vedremo che secondo tempo sarà sicuramente più combattuto del primo. Nasce anche una discussione dove è anche protagonista l'allenatore del Villarosa, Mario Folisi. C'è Pesce che discute con Vicari, entrambe le squadre accompagnate dentro gli spogliatoi. Si continua a parlare con Sebastiano Alfano, a dialogo adesso con Folisi. Noi ci prendiamo una pausa, torniamo tra meno di un quarto d'ora per la ripresa di Città di Casteldaccia Villarosa. Amici sportivi appassionati di calcio, ben ritrovati allo stadio S. di Agrigento. Oggi si gioca l'ultimo capitolo della saga di questo mese di dicembre, ma anche novembre inoltrato, tra Agragas e Don Carlo Misilmeri. In palio c'è l'accesso alla finale di Coppa Italia d'Eccellenza. Intanto la palla è giocata in verticale per Semenzin, posizione regolare, Semenzin, buono in mezzo, la chiusura di Colombatti in calcio d'angolo. Cercare Lucera, anticipato però da Garuffo. Semenzin, ingresso in area, la palla messa al centro, Vitelli, il controllo, si gira, poi c'è lo scarico per Mansour, dell'Agragas dopo 5 minuti e mezzo, un gol Mansour al termine dell'azione manovrata da destra, e dunque passa a condurre. Battuta lunga di Garuffo a cercare Mansour, Mansour controlla, arriva per primo Lonicolo, contrastato però da Vitelli. Vitelli al tiro e Marino la mette in calcio d'angolo, ci ha provato da fuori Vitelli. Calcio di punizione per l'Agragas, Semenzin scatta, posizione regolare per il numero 7 che scarica indietro da loro, in mezzo Mansour, ancora Mansour in gol con la giocata in verticale che premia ancora Mansour. Lucera prova a passare in mezzo a due, Lucera serie di finte, va sul fondo, il cross, secondo palo con Cialdi di testa, respinto da Mannina, calcio d'angolo, battuto l'angolo con Fricano che mette al centro, Manfrei in rovesciata alla alta, buon tentativo qui di Vincenzo Manfrei. Il 10 la gira su Garufo che apre per Semenzin, Vitelli riesce a prendere il tempo a Colombatti, poi mette in mezzo e subito Bonanno ci prova con la palla che però si perde fuori. Ad Andro arriva l'ammonizione anche per Lonicolo, dall'altra parte ammoniti Baio che è già uscito e Cipolla. Qui Vitelli si gira, calcia! Gol del 3-0, un gol Vitelli battuto Marino. Giochi Mannina prova a passare su Fricano, la palla è in campo e allora Bonanno per Vitelli che serve ancora Bonanno, posizione regolare, Bonanno al centro, diventa un tiro, respinge Marino, palla in calcio d'angolo, la gira su Secan, il fallo di Brunetti, giallo. Qui una rissa e c'è il rosso per Colombatti.
Cerniglia, Giuliano con la scivolata su Locascio, cerca la porta col sinistro, palla alta, Elezai con il pallone tra le mani, il direttore di gara che pone fine alla partita, dice 3-0 per l'Agragas, doppietta di Mansur e gol di Vitelli, Agragas che vola in finale di Coppa Italia. Buongiorno a tutti amici e amiche amanti di Sportissili, oggi siamo pronti per commentare la 12ª giornata del campionato Girone B allievi regionali Under 17 che oggi ci presenta 11-12 dicembre 2022, la sfida tra il Palermo e il team calcio. Alza la palla campanile, poi poca l'intervento, può ripartire la Vis Palermo con Leonardi, attacca la porta, Leonardi guarda, poi calcia benissimo Leonardi, sblocca il risultato 1-0 e poi risultanza, la danza del piccione come Richarlison, come tutto il Brasile quasi. Poi danza sulla palla, poi il dribbling da parte di Livigni che attacca la porta, può calciare, vediamo Livigni calcia, la respinta del portiere, poi Leonardi si chiede il fuorigioco e infatti viene ottenuto quasi da pivot. Poi il lancio per Spina, la controlla, guarda la porta, vuole calciare sul primo e fa benissimo a calciare. Veramente importante per le sorti dell'aggressione, perché ricordiamo il team calcio potrebbe agganciare proprio il Vis Palermo a quota 14 punti. Intanto Marchese calcia, deviazione, questa palla era rivolta in porta. Si può sbloccare ulteriormente perché tanto qui il rimpallo che favorisce Cernigliaro, che attacca la porta, Cernigliaro ancora, Cernigliaro la sterzata, Cernigliaro salta tutti, Cernigliaro e la parata del portiere, il miracolo di Mazzola, cosa ha parato, cosa si è divorato anche Cernigliaro che ha fatto un dribbling di troppo ma che comunque gli era riuscito, la palla stava anche rimbalzando quindi probabilmente una maggiore forza, poi riesce a sgusciare, poi calcia e ancora Mazzola, che parata, ma che partita sta facendo il portiere della Vis Palermo. Sivo sulla fascia sinistra, dall'altra parte invece la sua controparte, qui intanto Adelfio riconquista la palla dopo un rimpallo, Adelfio calcia e il gol di Adelfio da numero 9, non sbaglia sotto porta e questa è un po' la fotografia della partita perché la Vis Palermo non ha creato in realtà tantissime occasioni, ne ha create sicuramente di più il team calcio, ma dal punto di vista del cinismo è da sottolineare Tratantillo, palla alta, esce Stassi, Marchese per Adelfio che guarda la porta, poi vede l'inserimento palla illuminante per Levigni che aggancia Levigni e ancora lui, sono 3 reti a 0, ma che palla ha dato Adelfio, una palla praticamente da numero 10, invece lui ha la maglia numero 9 e poi il gol di Livigni che è un numero 10 da numero 9, insomma viene imbattuto palla al centro, palla che sta lontana, palla ancora lì, poi calcia con potenza, guarda i compagni al centro Marino, vuole pescarli, partita velenosa, poi lo scontro, la palla che è terminata fuori, ma c'è stato uno scontro tra Mazzola e Patrizio, adesso Marchese per toccare la porta, lo contravede salta Marchese ancora lancia la palla, si compagni che l'aggancia, poi Leonardi lo risfida ancora una volta e questa volta la Vis Palermo non è stata cinica come nel primo tempo. Calcio d'angolo, battuta alta, colpo di testa e ancora Mazzola, cosa ha preso Mazzola, forse sulla linea, poi Macaluso può andare in 5 al proprio compagno che ha fatto un miracolo assoluto sul colpo di testa in mischia, ancora una volta palla che passa e ancora Mazzola, sfida Mazzola che al momento, ricordiamo, è stato perfetto, le ha prese praticamente tutte, adesso dei 10 metri, ma Loisio, calcia Loisio e sbaglia perché calcia troppo in alto, mantiene la porta inviolata, mantiene clean sheet ancora una volta, Mazzola che questa volta non mette le mani, ma difende il risultato, non vuole nemmeno prendere un gol. E con questa azione termina la partita, finisce qui, vince 3-0 la Vis Palermo. Sì, partita maschia, partita tosta, difficilissima da battere questa squadra in casa. Sapevamo di affrontare un Villarosa ostico, sapevamo di affrontare una squadra viva, veniva da una sconfitta e in casa vende caro la pelle. È veramente una squadra che ha 7 vite,
come i gatti. Devo dire che sul 2-0 avevo detto ai miei ragazzi di non abbassare la tensione, di non abbassare la concentrazione, perché era l'insidia dietro l'angolo. Così è stato, siamo andati sul primo tempo, a fine primo tempo sul 2-2. Una strigliatina ai ragazzi era doveroso, ho portato dei cambi alla formazione anche per ovviamente causa di forza maggiore, stante che 2 ragazzi si erano fatti male. Ho reimpostato un attimino la formazione, siamo riusciti ad andare sopra i 3 gol. Purtroppo cali di concentrazione, non me li spiego diversamente, o forse perché sulle ali dell'entusiasmo quando si è sul 5-2 si crede di essere fortissimi, invincibili, invece poi ancora una volta il Villarrosa ha rimontato ben 2 gol e si è portato sul 5-4 quando alla fine ha preso pure una traversa per poter fare il 5-5, quindi veramente complimenti ai miei ragazzi, ma anche complimentissimi al Villarrosa che ha veramente venduto cara la pelle, complimenti. Beh, se dovessi guardare la classifica in questo momento ci sarebbe da essere euforici, entusiasti, veramente super orgogliosi di questo gruppo. Non mi nascondo la mia soddisfazione, la mia felicità, perché veramente ho preso questa squadra un anno fa, ultima in classifica, quando tutti la davano retrocessa, un punto a fine ottobre. Abbiamo fatto un miracolo l'anno scorso portando la salvezza agognatissima e comunque difficilissima l'anno scorso. Ho avuto la fiducia della società quest'anno rinnovata, ho confermato lo zoccolo duro di questa squadra che sta dando veramente grandi soddisfazioni al popolo castelbuonese. Adesso parliamo di tutt'altra classifica, siamo ai quarti di finale di Coppa Italia, siamo nelle prime 3 posizioni della classifica in promozione. Credo che veramente ci sia da battere le mani e da elogiare questi ragazzi che sono veramente straordinari. Il problema è stato che dopo il 2-0 l'abbiamo presa un po' sotto gamba. Pensavamo di fare il terzo e il quarto, cioè mi ci metto in primis io, come penso tutti i miei compagni, perché li abbiamo sottovalutati. Poi abbiamo visto che hanno pareggiato la partita, quindi siamo entrati dallo spogliatoio sul pareggio, quindi il mister ci ha dato una svegliata e poi la partita è andata come è andata. Però loro complimenti perché hanno lottato fino all'ultimo, ci hanno fatto sudare e abbiamo rischiato anche di pareggiarlo, però è stata una bella battaglia. Allora, gli obiettivi di squadra penso che ormai si siano capiti, la squadra c'è, siamo una famiglia, lottiamo tutte le partite, sono finali per noi, puntiamo sia ai playoff che alla Coppa, a vincere la Coppa, e stringiamo i denti e dove possiamo arrivare arriviamo. A livello personale spero di vincere il campionato e il prossimo anno magari esordire una Serie D. Secondo tempo di città di Casteldaccia Villarosa, siamo nella 13ª giornata del girone B di promozione siciliana, 1-1 dopo i primi 45+2 di recupero del primo tempo. Il gol di Bagi per gli ennesi, il pareggio di Bultaggio, proprio lui che si fa trovare in fuorigioco in questo momento. Una partita combattuta, allo stesso tempo spezzettata dai fischi dell'arbitro, più occasioni per il Villarosa, Casteldaccia più cinico, Villarosa che poteva andare sul 2-1 sia con Di Blasi, un colpo di testa finito fuori su azione d'angolo. C'è stato anche Zongotinga a calciare Vicari qui, oltre alla traversa di poco, prima chance della ripresa. Villarosa che inizia ad attaccare con decisione in questo secondo tempo anche iniziato nei vari campi della Sicilia, nelle partite che si stanno giocando questo pomeriggio assieme a questa. C'è l'1-0 per la Castelluccese sul San Fratello,
C'è anche il vantaggio esterno però dell'Ascari Cefalù Amistretta, 1-1 invece tra Super Giovane Castelbuono e Pro Falcone. Turno di riposo questo weekend per il Gioiosa, che ha prenotato le vacanze di Natale in anticipo ieri. Le vittorie di Geraci e Aspra sui campi di Gorgogna, Delia e Sant'Angiolese. Facciamo invece un recap delle formazioni di città di Casteldaccia Villarosa. Casteldaccia con il 3-5-2, Macaluso in porta, Sebastiano Alfano, Gio e Vincenzo Alfano in difesa, Fernandez, Gelfo, Ferrara, Vultaggio e Varvarà a centrocampo. In attacco c'è la coppia formata da Schiavo e Gnoffo. Villarosa invece con Pesce in porta, Alessio Folisi, Di Blasi e Lombardo in difesa. Centrocampo a 4 con Bangurà, Allegra che ha preso il posto di Bagi, che si è fatto male. A centrocampo ci sono anche Camara e Mardi, Cimino, dietro Vicari e Zongotinga. 3-4-1-2 quindi per Mario Folisi. Vicari a recuperare il pallone, nuovo fischio dell'arbitro che interrompe il gioco. Punizione battuta, si va da Allegra. Vicari contro Ferrara, rimane giù il centrocampista del Città di Casteldaccia. La squadra di Grimaudo si prende questa punizione. Alla battuta Sebastiano Alfano, classe 84 dei palermitani. Gnoffo di testa, leva via Alessio Folisi, Gnoffo, il controllo e il tiro al volo. Pallone fuori, ma c'è stata una deviazione, calcio d'angolo. Va il solito Gelfo dalla bandierina, pallone in mezzo, stava andando al colpo di testa la squadra di Grimaudo. Lombardo verso Zongotinga, Fernandez verso il centro del campo, molto bene a muoversi Gelfo, resta fermo, il fallo di Bangurà. Intervento irregolare secondo Braschi di Trapani, assistito da Ditta di Marsala e Butticè, anche lui di Trapani. Vincenzo Alfano ha rischiato perché Zongotinga stava per prenderla di testa. Camara lascia a Vicari, Cimino era largo a sinistra. Gelfo, sale Varvarà, prestato da Bangurà. Il passaggio per Vultaggio, limite. Gelfo, scambio con Gnoffo, Vultaggio, Pesce, risponde la giocata, l'1-2. L'azione costruita del Città di Casteldaccia che ha mandato in porta Vultaggio a un passo dalla doppietta. Ecco la risposta al tiro da lontano di Vicari in apertura di ripresa. Ma perché si fa una pinta che così c'era una pallone? Gio da Vincenzo Alfano, il figlio di Sebastiano. Entrambi in difesa nel Casteldaccia. Mardi,
Pallone allargato, quello di Lombardo, poi l'anticipo di Fernandez che conquista il calcio di punizione. Serie di rimpalli, Gelfo stava riuscendo, la Veronica, altro calcio di punizione. Tantissimi fischi dell'arbitro. Battuta profonda con Di Blasi, Cegnoffo al volo, storto il suo tiro. Alessio Folisi, Cimino, scivolata di Varvarà, regolarissima, voltaggio per il nuovo entrato Chifari che ha preso il posto di Schiavo nell'intervallo. Giù Ferrara, calcio di punizione. Chifari che è ritornato nella città di Casteldaccia, ha iniziato la stagione proprio con questa maglia, ultima partita giocata alla 7ª giornata, ormai quindi un po' di tempo fa. Una partita giocata proprio qui, persa 2-1 contro la Gorgogna Delia. Va Chifari, morbido, colpo di testa, lieve, voltaggio sotto porta, ma il gol è annullato per fuorigioco. C'era stata la sponda di Gnofo, voltaggio ha allungato la gamba e aveva battuto Pesce, fuori gioco. Sempre più vicino alla doppietta, Umberto Voltaggio. Prima l'occasione, adesso il gol annullato. Vai, vai! Tunnel di Voltaggio, Chifari, profondo, Gnofo se la sistema, calcia col sinistro. Respinto subito. Poco spazio lì per mantenerla bassa. Sale Fernandez in velocità, ne supera un altro, può crossare, la chiusura precisissima di Allegra. C'è già la battuta, Gelfo, c'è il tiro, palo! Città di Casteldaccia sfortunatissima in questi minuti. Si continua ancora, Ferrara scivolata da dietro senza fallo. Zongotinga protegge, forse un tocco con Varvarà, supera Chifari, Zongotinga largo, Vicari si accentra, Vicari largo, Cimino sul sinistro, respinta da parte di Varvarà. C'è ancora Zongotinga, spazza definitivamente Sebastiano Alfano. Uno a uno il conto dei legni, perché nel primo tempo c'è stata anche una traversa di Lombardo su calcio di punizione, stessa situazione identica al gol dello 0-1, battuta della punizione verso la porta, tocco del portiere, contraversa, è andata bene Abagi, leggermente più sfortunato Lombardo, che tra l'altro è stato ammonito assieme a Gnofo nel corso del primo tempo. Poco fa invece il palo della città di Casteldaccia. Zongotinga, pallone salvato e buona questa palla. Allora Cimino, calcia Cimino, basso, Macaluso. Mano in testa per Leandro Cimino. Diversa esperienza tra eccellenza e promozione.
Alessio Folisi. Camarà protegge, serve dietro Alessio Folisi. Il tocco di voltaggio, si riparte da Lombardo, diagonale che riesce verso Mardi. Il pallone sfila, Zongotinga, largo, Cimino, si accentra ancora Cimino, calcia in mezzo a due. È sempre molto difficile però trovare quel varco. Poi c'è il tocco con la mano da parte di Camarà, voltaggio chiede il cartellino giallo. Voltaggio dice a Camarà, stai calmo. Cerca di rispondere a dovere pure il centrocampista del Villarosa. Di Blasi contro Gelfo. Alessio Folisi non c'è l'aggancio, poi entra in scivolata regolare. Spazzato il pallone fuori. Barbara. Gnoffo ne ha 3. Intorno a lui Giglio contro Zongotinga, perde l'equilibrio l'attaccante della Villarosa. C'è stato il fallo da parte sua. Fernandez, finta di corpo su Mardi, si è fatto male però nel contrasto, efficace però per la squadra. Sponda di Gnoffo con il petto, voltaggio verso Barbara, posizione regolare, la chiusura di Alessio Folisi in scivolata, calcio d'angolo. Altra entrata positiva di Alessio Folisi, figlio tra l'altro dell'allenatore Mario. C'è il gol della super giovane Castelbuono, segnato Rosone contro la Pro Falcone, pallone in mezzo, colpo di testa, finisce fuori il tentativo di Sebastiano Alfano. A bordo campo si riscaldano alcuni giocatori del Villarosa, ancora nulla invece per il Città di Casteldaccia. Gnoffo, regolare la posizione, contro 5, ancora Gnoffo, cerca il cross, calcio d'angolo. Palermitani in avanti, protagonisti di questo inizio di ripresa, tranne per il tiro di Vicari. Ferrara, cross sbagliato. Alessio Folisi la fa viaggiare, si trova Vincenzo Alfano. Ferrara per Sebastiano Alfano, dietro da Macaluso, il rilancio del portiere della Città di Casteldaccia. Chifari, l'attacco da dietro di Bangura, voltaggio Sebastiano Alfano, morbido, e per Gnoffo, buona l'apertura a destra, sale Fernandez, sempre di più in area, pallone dentro, voluto da Fernandez, c'era Gnoffo disponibile alla conclusione. Chifari, fallo di Bangura. Occhio con Chifari e Mardi. Si rialza Ferrara. Non è mancato il nervosismo in questa partita.
La punizione affidata a Kifari. Pallone in mezzo. C'è però il fallo in attacco su Di Blasi. E sono pronti dei cambi per il Villarosa. È pronto Dembélé. Si va con l'uscita da parte di Vicari. E c'è il debutto per Salvatore Correnti. Dentro anche Dembélé al posto di Camara. Doppio cambio dunque per Folisi. C'è stato il raddoppio della Castelluccese, 2-0 contro il San Fratello. Il gol di Scarpinato. Risultato che interessa le due squadre protagoniste in questa sfida. Scusi. Pallone di Zongotinga, la scivolata di Gio. Voltaggio la fa scorrere verso Gnoffo contro Lombardo. Gnoffo la meglio e lo supera. Gnoffo, pallone dentro dove c'era Gelfo. Regala però il pallone Dembélé, poi allunga la gamba e chiude così, rimedia subito. Cimino si muove subito, Correnti calcia da fuori, non trova la porta. Il debutto con la maglia del Villarosa del nuovo arrivo Salvatore Correnti, classe 95, convocato oggi, subito gettato nella mischia. Fallo su Lombardo. Grido di dolore per Simone Lombardo. Batte proprio lui la punizione. Gio sopra Zongotinga, poi il tiro di Correnti, ancora Zongotinga, se la allunga il colpo di testa di Varvarà. Gio, l'attacco di Zongotinga, falloso. Aggrappato all'avversario. Livoriano. Ma ti senti vero pagliaccio? Punizione per il Città di Casteldaccia. Sono volate delle parole verso l'arbitro. Ha rischiato il giallo Alessio Folisi. Per sua fortuna l'arbitro era impegnato nel risolvere un'altra questione. Correnti, palla al piede, la gira a Cimino. Verso il centro, calcio da fuori Cimino. Facilmente per Macaluso. Vincenzo Alfano, Varvara la lascia scorrere verso Voltaggio con Dembélé, che alla fine si prende la rimessa. Bangura, Alessio Folisi cambia.
Allegra. Profondo, cerca Zongotinga che l'aggancia, scivola, così Gio. E allora Correnti, deviazione sul suo tiro, calcio d'angolo per il Villarosa. Fortunato perché Gio era praticamente scivolato nel marcare Zongotinga. Marcatura a uomo per il Città di Casteldaccia in area. Mardi dalla bandierina. Porta la sua battuta, si inserisce Lombardo, la prende Zongotinga, insiste nella corsa, Varvarà, calcio di rigore. Fallo di Varvarà, tutto il Città di Casteldaccia a protestare. Si va a parlare anche con l'assistente. Calcio di rigore per il Villarosa, conquistato da Gustavo Zongotinga. Non ci crede la squadra di Grimaudo. Giù anche Di Blasi. Nel frattempo Macaluso cerca di bloccare Fernandez che stava andando a parlare con i protagonisti dell'episodio, quindi stava andando nella zona di Zongotinga, poi bloccato per l'appunto. C'è anche il presidente delle Città di Casteldaccia ben forte a voler parlare con l'assistente dell'arbitro. C'è il dialogo anche con l'arbitro. Viene richiamato a sedersi nuovamente in panchina. Ben forte, calcio di rigore per il Villarosa. Alla battuta va Simone Lombardo. Lui che ha preso la traversa su punizione nel primo tempo. Può riportare di nuovo avanti il Villarosa. Lombardo, potente a battere Macaluso, il Villarosa di nuovo in vantaggio con Simone Lombardo. Il calcio di rigore conquistato da Zongotinga. La trasformazione di Lombardo che poi va a esultare con Cava dalla panchina. Enesi di nuovo in vantaggio al 70°. Perché non siete buoni per fate perdere le partite così. Cioè veramente, perché veramente una cosa inutile. è stato proprio vergognoso. Villarosa che è contento del vantaggio dell'1-2. In tanti a prendersela con l'assistente dell'arbitro. C'è nel frattempo un cambio per il Villarosa. Arbitro che in questo momento si trova davanti alla panchina della Città di Casteldaccia a parlare con Francesco Grimaudo, l'allenatore della squadra di casa. Cambio che si effettuerà tra non molto. Si continua a giocare così con Lombardo, l'autore
del gol che spazza fuori. Per lui è il gol numero 3 in campionato, il secondo su calcio di rigore, lo segnò anche alla prima giornata contro la Sant'Angiolese. Fu il debutto assoluto del Villarosa nel campionato di promozione nella storia. Si va adesso con il cambio. Esce Cimino. Visto, gli sta dicendo che non c'era il rigore lui. Il 20 gli sta dicendo Al suo posto Di Maria. Pallone in mezzo, messo fuori da Di Blasi. Fernandez, rimessa lunga. Stacca Lombardo. Pallone verso la zona di Sebastiano Alfano. Infatti la va a prendere lui. Sempre Lombardo. L'aveva lasciata Dembélé. Poi la scivolata ottima di Ignoffo. Varvara, profondo a cercare Ignoffo. Lombardo gestisce al centro dell'area di rigore. Mette il fisico davanti. Correnti e si prende la punizione. Battuta la punizione con Correnti ancora giù. Gio. Profondo, Mardi di testa. Ignoffo. Fernandez fino in fondo e da solo può calciare, mette in mezzo. Non c'era nessuno, c'erano 5 giocatori del Villarosa. Fernandez non aveva scelta, però è andato al cross basso lo stesso, invece che magari calciare di potenza sul primo palo. Sebastiano Alfano, città di Casteldaccia, che attaccherà presumibilmente per il resto della partita fino al 90°. Fallo e ammonizione per Allegra. Punizione per la città di Casteldaccia. 2-0 dell'Ascari Cefalù sulla Mistretta nel frattempo. La squadra che al momento è a 15 punti assieme al Villarosa stesso e alla Castelluccese. Parte Gelfo, primo palo Chifari, trattenuta, non c'è nulla, secondo l'arbitro. Ha cercato il calcio di rigore Chifari, il recupero del pallone da parte di Correnti, fischio dell'arbitro, cartellino giallo in arrivo per Gelfo. Ma questa sta cattiva partita, secondo me. Non può essere, è impossibile non vedere queste cose. Presunta trattenuta su Chifari in area. Arbitro vergognoso. Sei vergognoso, arbitro! Non c'è stato nulla secondo l'arbitro. Punizione Villarosa, Lombardo sul fondo. Un calcio di punizione, un rigore! Ultimi 15 da giocare. Aiutati l'arbitro, sì! E l'arbitro ha pattato! Rinvio lunghissimo di Marco Macaluso. È un vigliacco, arbitro! Quello che fai! L'arbitro è Sarancina Cabaniera, puro! Gnoffo di testa. Il prolungamento di Varvara, il tiro di Gelfo. Nella speranza di dare un segnale ai suoi.
Il rinvio affidato al solito lombardo, stacca di testa Vincenzo Alfano. È rimessa per il Villarosa. Zongotinga con il tacco, Correnti, poi Giglio, Chifari, pallone di Varvara, voltaggio attaccato da Alessio Polisi, la prende Zongotinga, se la lunga, evita Vincenzo Alfano, evita anche Giglio, ancora Zongotinga in area di rigore, lo chiude Ferrara. C'è però Varvara che è rimasto giù. Il giocatore che dice che non è Crampi. quanto te ne lo disse per farci vincere la partita? Non andrà avanti. C'è un giocatore che non era Hai rovinato la partita. Da qui si vede tutto, arbitro. Dalla tribuna si vede tutto. Che me la rovina gli arbitri. Apparecchiare i giocatori. 21, fatti cazzo. Occhio, espulso Benforte. Stava arrivando ad avere l'assistenza per Varvara a bordo campo, protesta verso l'arbitro sul rigore concesso, si è beccato il rosso diretto. Ma tu hai ammonito, dice pure pagliaccio. Tante proteste per il rigore concesso al Villarosa. C'è stata anche una voce È il 21! che è circolata qui in tribuna sul fatto che in campo si sia detto che il rigore alla fine non c'è stato effettivamente da parte della stessa terna. C'è un cambio pronto per la città di Casteldaccia con l'ingresso di Tomarchio al posto di Varvara, che dunque non ce la fa. Il primo cambio nel corso della ripresa c'era stato quello all'intervallo di Chifari per Schiavo. Ma poi nessuno gli dice niente. Si andrà alla battuta del calcio d'angolo per il città di Casteldaccia. L'espulsione del presidente Benforte. Adesso il corner per il Villarosa, la battuta di Mardi. Mardi in mezzo, secondo palo verso Zongotinga. C'è il tocco di Fernandez. Mardi da una bandierina all'altra. Ale! Abbandona il campo Benforte, il presidente della città di Casteldaccia. Va Mardi. Si muovono in tanti, ma Caluso. C'è fallo, c'è la munizione. Il fallo commesso da Dembélé, che si prende il cartellino giallo. Meno di 10 alla fine. Le sentite le tante proteste ancora per il rigore concesso al Villarosa dentro Caba al posto di Zongotinga, colui che si era preso il fallo.
Hai visto che non era il rigore quello? Hai visto qua? Non si vede? Vabbè, chi è mo? Non era il rigore. Macaluso al rinvio corto su Gio. Profondo a cercare Tomarchio. Spazza Dembélé. Non la prende Gio. Di controbalzo c'è Correnti. Anche Sebastiano Alfano si allunga il pallone. Alla fine per perderlo, concedere la rimessa laterale. Va il nuovo entrato Kaba. Colpo di testa di voltaggio Ferrara. Non è uno, sbagliamo due gol no. E ti faccio Punizione per il Casteldaccia. un po'! Ruricanda puoi tirare, Ruricande. No, Di testa di Maria. Pallone di Tomarchio per nessuno. Si inserisce un compagno. E Pesce si prende tutti i secondi a disposizione per perdere tempo. Pesce verso Mardi. Prova ad allungarsela, ma lì c'è Fernandez. Mardi. Niente da fare. Ancora Gelfo. Dembélé verso Mardi. L'attacco di Tomarchio. Scivolata che c'è. Poi va giù anche Correnti. Il fischio da parte dell'arbitro, che concede il calcio d'angolo alla Villarosa. Non c'è stato nessuno dei due falli. Va Mardi. Pallone altissimo. Stacca Dembélé. La parata di Macaluso. 3-0 del Lascari Cefalù. A Mistretta. Vai avanti, no! Chifari. Vincenzo Alfano nella via di mezzo per Gio. Salgono in due sulla destra per il Villarosa. Se la allunga male però Correnti. Bangura. Alessio Polisi male verso Capa, che comunque applaude il proprio compagno. Bangura tanto accorcia le distanze il San Fratello a Castel di Lucio. 2-1, il gol di Bontempo. Allegra di testa su Di Blasi, pallone resta in aria, lo va a prendere Gnoffo, spazia il Villarosa con Dembélé. Ultimi 5 minuti e sarà recupero. Città di Casteldaccia all'attacco. Dembélé verso Correnti, il tunnel su Sebastiano Alfano, gira tutto dalle parti di Caba che è fresco, segue il pallone Bangura che si inserisce, mette in mezzo, non per Caba che era rimasto dietro, spazza Fernandez. Allegra è uscita.
Cambio nel Città di Casteldaccia, esce Vincenzo Alfano, entra al suo posto Circo. Rinforzo in attacco. Con l'ex Vilabate. Arbitro che ha parlato con Mario Folisi nella panchina della Villarosa. Caba è andato d'anticipo, sbaglia nell'allungarsela, infatti si dispera con se stesso. Mori Caba. Voltaggio, mamma mia, Correnti. Macaluso sale Città di Casteldaccia soltanto in 3 dietro la linea di centrocampo, tutto il resto al limite dell'area, sul filo del fuorigioco. Caba, alza altissima, l'aggancio voluto da Bangura, in qualche modo ce l'ha ancora poi Tomarchio, e la sua trattenuta mandano giù il centrocampista bianco-azzurro. Arbitro, ma no, è suo, questo non deve uscire, è il nostro, non deve uscire. Ancora abbiamo il caffè. Dall'altra parte. Capanello attorno a Bangura che è caduto, anche attorno all'arbitro. Che è costretto in qualche modo a subire le proteste della Città di Casteldaccia. Fuori gioco Caba, voltaggio nel spazzare il pallone fuori, rischia anche di fare male all'assistente. Macaluso, 90esimo. Saltano in 4 lì. Voltaggio largo da Ferrara, pallone messo fuori. Ancora Ferrara al cross altissimo, cerca nella testa di Circo, anzi no, è stato Gio colpire di testa, pallone sul fondo. La rimessa dal fondo per Pesce. Non si può sbagliare. Circo e Gio sono persone Il lancio lungo, il colpo di testa di Sebastiano Alfano. un po' capitale. Ammonito Grimaudo. Rimessa Villarosa. Ormai dentro il tempo di recupero. Gelfo, niente da fare. Correnti allarga da Caba. Dembélé calcia da fuori. Sale il Casteldaccia. Pallone lunghissimo, sponda di Gnofo verso Giglio all'uscita di Pesce. A spazzare. Voltaggio. Calcia da fuori, centrale per Pesce.
leggermente verso la sua destra, l'ha vista comunque arrivare. Vabbè, dai, perdi tempo. Attenzione alla gestione di Sebastiano Alfano, c'è anche Chifari lì in zona. Attacco regolare secondo l'arbitro da parte di Bangura. Chifari sale tantissimo Ferrara lungo la fascia di sinistra, sponda di Ignofo, mette fuori Caba, poi va a cadere assieme a Ignofo. Voltaggio Dembélé di testa, pallone rimbalza davanti Caba e spazio dalla fascia di sinistra. Correnti, c'è il varco per Bangura, il pallone scorre verso Caba, davanti Macaluso, face to face tra i due, Caba, c'è il passaggio per Dembélé, il 3-1 al 94esimo che chiude definitivamente i giochi, il gol di Dembélé, il primo anche per lui con la maglia del Villarosa. Si sapeva che se in partenza pigliamo un terzo. La partita cangia l'arbitro. Entrato dalla panchina, il gol è segnato da Dembélé. Il pallone lungo di Chifari, colpo di testa di Lombardo, Castellaccia che forse ha rinunciato nell'attaccare, l'ho dimostrato un po' nel lancio svogliato di Chifari. Bangura, Villarosa più spensierato adesso, Caba a superare Voltaggio, c'è il passaggio per Correnti impreciso, arriva Bangura da dietro per Alessio Folisi, ottima la sua partita. Caba mette dentro verso Correnti che non può allungare di troppo la gamba data la pressione, poi Fernandez chiude su Mardi, quinto di recupero, quasi sesto, si continua a giocare. La rimessa laterale per i biancazzurri che così si vanno a prendere questa vittoria preziosissima in chiave salvezza. Dembélé cade, c'è il fallo di Sebastiano Alfano. E punizione per il Villarosa, anche se la voglia di attaccare non c'è. Infatti metà squadra è all'altezza della linea di centrocampo, 2 in barriera, a battere c'è Dembélé, l'autore dell'1-3, va lui al tiro infatti, giusto per il piacere, ma finisce qui, ufficiale il 3-1 esterno del Villarosa sulla città di Casteldaccia, partita combattuta, poi il Villarosa l'ha spuntata, la chiave del match è stata la realizzazione del calcio di rigore da parte di Lombardo, fallo dubbio su Zongotinga, e infatti c'è una
risa che va a formarsi in mezzo al campo, nervosismi che non sono mai mancati nel corso di questo pomeriggio, con vari elementi delle panchine. Discussione che prende come protagonista il secondo portiere del Città di Casteldaccia, Morello. C'è anche Ferrara, allontanato Pesce, il portiere del Villarosa. Insomma, non è un clima serenissimo quello di Marineo. Nel frattempo da Mistretta c'è il gol dei messinesi, il primo con la maglia bianca-azzurra di nuovo in diretta dal comunale di Marineo. È successo di tutto a fine partita, con una mega rissa dietro la porta difesa nel secondo tempo dal portiere del Casteldaccia Marco Macaluso. La partita è finita 3-1 per il Villarosa, ma sicuramente voleranno squalifiche da entrambe le parti, per entrambe le società. Tante proteste, soprattutto per il rigore concesso al Villarosa al minuto 70. Da quel punto della partita ci sono state proteste da parte della città di Casteldaccia verso la terna arbitrale fino alla fine della partita. Giusto per chiudere il cerchio di questa diretta questo pomeriggio, vi abbiamo anche risparmiato le immagini che sicuramente non sono state belle da vedere qui dal vivo, dal comunale di Marineo, per dire che questi episodi non devono succedere assolutamente quando si parla di una partita di pallone alla fine, soprattutto in un contesto alla fine dilettantistico. Voleranno squalifiche sia da una parte che dall'altra. In questo momento davanti gli spogliatoi si cerca di calmare la situazione con i carabinieri che sono intervenuti. Adesso si faranno le opportune denunce. C'è tra l'altro una vettura dei carabinieri, forse della polizia, adesso capiremo meglio, che sta arrivando qui al campo. Si sente la sirena e vedremo un po' i sviluppi di tutta questa vicenda. Villarosa batte Casteldaccia 3-1, torna a vincere in trasferta la squadra di Folisi. È veramente tutto per questo pomeriggio che è finito veramente male. Grazie dell'attenzione, alla prossima da Salvo Geraci.